L'incontro del Vescovo con anziani ammalati nella residenza protetta Pellerano Rainuso è stato voluto e preparato con cura, la stessa che ogni giorno gli operatori riservano ai 90 ospiti della struttura sammargheritese. Il Vescovo era già venuto a farci visita qualche anno fa e si rinnova questa visita che accogliamo con grande gioia, perché è un momento di testimonianza del fatto di una vicinanza della Chiesa, della diocesi con questa realtà che a volte è anche un po' difficile. Il Signore ha cura di noi in tutte le stagioni della vita, ha ricordato Monsignor Tanasini durante la messa presieduta in istituto. La parola di Dio ci stimola a guardare ogni giorno come un dono del Signore. Il Vescovo ha amministrato l'unzione degli infermi agli ammalati che, come ulteriore gesto di affidamento, hanno chiesto di essere ricordati nelle preghiere. Nell'augurarmi di rivederla presto qui in mezzo a noi, le consegno questo piccolo foglio dove abbiamo scritto tutti i nostri nomi, perché lei li porti con sé e possano essere più concreti quando prega per noi. Grazie ancora. Gli ospiti vivono al meglio possibile, per noi questo è un punto essenziale. Lavoriamo per questo, lavoriamo perché stiano bene. Il nostro è un lavoro difficile, spesso faticoso, molto bello e molto gratificante. Seguiamo un percorso con noi tutti, con gli operatori che hanno diversissime funzioni, proprio perché al centro del nostro lavoro rimanga sempre la persona anziana e quindi fragile, già solo per l'essere anziana fragile. La struttura sammargheritese è un luogo della memoria aperto alla città. Questo è un luogo che custodisce la memoria sicuramente, rappresenta il passato, cioè le radici, non qualcosa che non è più, ma qualcosa che è e che andrà avanti. Cerchiamo di organizzare momenti che proprio rappresentino come un passaggio di consegne tra chi rappresenta la radice e chi poi il fusto e le foglie, i giovani.